Buon pomeriggio signorine, oggi iniziamo con una bella battaglia contro... abbiamo la legione Sesta Auditrix e la furia di Gebelesis, o meglio l'esercito della Furia Sparadoco. Va bene, ok, che bei nomi. Allora, vediamo un attimo l'istruzione automatica, ci dà perdenti. Vediamo che nella modalità aggressione ci dà un 21%, che non ha assolutamente senso attraversare il ponte. Se abbiamo una modalità equilibrio perdiamo. E se stiamo in protezione abbiamo delle forze rimanenti maggiori, ma comunque è una perdita rovinosa. Vediamo se il PC ha ragione oppure se le nostre legioni renderanno cara la pelle. Let's go! Ma a vederla così non penso che andiamo a perderla, però... Allora, ragazzi, già a partire così, dove non c'è nulla, non c'è un castrum, non c'è niente, mi gira veramente le scatole. Perché qui c'era, vabbè. Allora, direi che dobbiamo presidiare questo punto di attraversamento del fiume. Qui non c'è altro modo per attraversare il fiume se non questo ponte. Quindi, forse anche qua, no, non credo. Quindi questo ponte, vediamo, no, di qui non sembra. Ok, quindi abbiamo... quel punto lì è questo ponte. Allora, sul ponte, ragazzi, ci mettiamo la fanteria con picca. E qua andiamo di goduria, perché la fanteria con picca qui, ragazzi, fa una strage. Mettiamo anche questi Veritas. La cavalleria la portiamo nel punto, invece, qua. Compreso il mio generale. Li mettiamo tutti in formazione perché se riusciamo noi ad andare a colpire di qua sarebbe molto bene. Tutta la nostra fanteria romana invece la spostiamo qua perché dobbiamo proteggere questo vallico. Ok, quindi picchieri più fanteria da questo lato, perfetto. Allora, qui potremmo fare un bel po' di roba. Però... no, allora facciamo una roba del genere, guardate. Allora, mettiamo giù le barricate in questo modo. E questa in questo modo qua. Che l'idea è quello poi di farli convogliare qui e qua, nel caso, arretrare ancora con le picche. Per il resto, boh, non è che mi... mettiamo un po' di puntine, ma... se dovessero arrivare, anche perché, sì, non ci sono altri luoghi. Trappole e spuntoni. Ma le trappole le possiamo mettere... bah, ragazzi, non so. Cioè, così non ha molto senso giocarsi... no, non le mettiamo neanche. Non le mettiamo neanche. Allora, va bene. Iniziamo la battaglia. Ok, tutta la legione in avanti. Tutta. E cerchiamo di mantenere questo luogo pulito e intatto. Non ditemi... no, ho dimenticato le truppe qua, ragazzi. Che errore. Vabbè. Portiamole. Eccoli. Da quel lato. Allora, siamo pronti con la cavalleria per dar battaglia. Creiamo un gruppo di selezione. Ragazzi, però... sì, è vero. Però vi dovete muovere. Vi dovete muovere e dovete venire qua, così. Mamma mia, che spettacolo vederli camminare. Spettacolare. Qua. Qui. Qui. E ragazzi, qua non ci ferma più nessuno. Queste non sono picche, però. Sì, sono picche, ma non picche picche, va bene. Va bene, signori. Vi aspettiamo al varco, venite, venite. E gli altri? E gli altri che dove sono? Ah, certo, perché l'esercito arriva dopo. Oh, non vorrei che arrivasse alle nostre spalle, eh. Ok, stiamo attenti. Vabbè, qua ragazzi, decimati, cioè... decimati. E andiamogli incontro. Stop. Stop. Tanto non c'è neanche da... allora, andiamo con la cavalleria ad esplorare, va?
a questo punto. Ho una paura fottuta che mi arrivino dal dietro, raga. Non so perché, non avrebbe senso. Ma questo gioco sappiamo che il senso ce n'è poco. Andiamo avanti a esplorare. Questi stanno continuando a marciare. Tu guarda, ti fermi qua. Tanto c'hai le mega picche, non ha senso andare a continuare. Eccoli là. Ok. Guarda, guarda cosa ho trovato. Guarda, guarda cosa ho trovato. Però mi sa che sono unità. Mi sa che sono unità a piedi. Fatemi vedere. Vabbè, però una botticella. Si sa mai. Ok. Qua hanno finito. No, non è vero. Non è ancora finito. Dai, ragazzi, però. Mamma mia, oh. Dai, che sono quattro poracci. Attenzione. Sembrano forti questi, eh. Sono lancieri, tipo. Che con la cavalleria. Però, ragazzi, godiamoci il momento. Godiamoci il momento. E il generale se ne va. Forza, forza, caricate tutti. Mamma mia, che schifo sto attacco, va bene. Ok. Via da qua. Lasciamo caricare anche il nostro generale. Boom. E adesso ricarichiamo. Ragazzi. Allora, aspettate le picche. Ok, tornate indietro, ragazzi, perché qua erano finite male. E ci mettiamo così, in formazione. Qua come stanno messi? Ragazzi, è andata, è andata, è andata, il generale è andato. Ora devo prendere gli arcieri dal dietro. Questi non sono arcieri, no. Gli arcieri sono qua. Ok. Ok. Dove stanno andando questi? Di qua? Si può attraversare anche di qui? No, non si può. Spostiamoci con la cavalleria, anche per avere un po' di visione. Qua. Ok. Apriamo le danze. Ok. Ragazzi. Guarda, guarda, guarda che gruppettino di gente che ho trovato qua. Mamma mia, faccio una strage, ragazzi. Faccio una strage. Faccio una strage. Attenzione. Allora, questa cavalleria qua. Questi sono fastidiosi, Questi sono fastidiosi perché tenderanno a scappare. Mamma mia, che nervosità. No, questi non li prenderò mai. Però posso prendere questi. È tutta cavalleria, ragazzi, questa. È fastidiosissima. Attenti a non finire male. Portiamo via il generale. Hanno già finito le frecce.
Teniamo qua le picche. E via. Schermagliatori. Boom. Benissimo. Fa niente, anche se la mia cavalleria subisce i colpi, non è un problema. Tanto devo farglieli finire, quindi. Bene. Facciamo fuori anche loro. Forse non è stata una mossa intelligente. Allora, ritorniamo. Ritorniamo perché sono troppi, ragazzi. Sono troppi e le frecce ci stanno martoriando. Poi vabbè, è andata in fuga la cavalleria, quella più debole, Però, insomma. Allora, torniamo indietro alla nostra posizione. Dove sono? Le mie truppe qua. Eccoli qua. Allora, andiamo a dargli supporto. Andiamo di qui. Ma portiamo anche questo, va. Wow, m'hanno massacrato, ragazzi. Cazzo, sono veramente forti, Wow. Mi hanno distrutto la cavalleria, ragazzi. Pensavo fossero più resistenti i miei uomini, va bene. Va bene. Ma contro le picche c'è poco da fare. Loro però non servono più qui, quindi li portiamo indietro. Ok. Ok. Mamma mia. Il muro di Pilum. Chiudetevi. Chiudetevi a testuggine. Ok. 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 Forza, ragazzi. Ok, si ritirano. Rimanete in posizione. Rimane in posizione. Ok, di qui non si passa. E gli altri due che sono andati di qua mi preoccupano. Hanno fatto il giro lunghissimo. Cosa hanno fatto? Non riesco a capire. Serrati i ranghi. Ok, vediamo dentro tutte le truppe. Vediamo di fargliele fuori. Qua come siamo messi? Allora, le picche stanno iniziando a subire un po' troppo. Torniamo indietro. Ok.
Ok. Ok, va bene, ci sta. Dentro. No, va bene qua, ok. Ok, qui l'abbiamo fatta fuori. Torniamo in posizione. Tutti in posizione aperta. Ok. Ok. Un po' di dardi. Vediamo se da qua riesco a colpire qualcuno. Ok. Bene. Adesso mettiamo dentro la regione. Ok. Forza dentro tutti. Le lance si sono riprese. Le mettiamo qua. Ragazzi. Vai, 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 premiamo, premiamo. Pressiamo, pressiamo. Via, dentro anche voi. Tutti sul ponte a pressare. Li maciulliamo questi. Li maciulliamo. Vediamo un po' lo scontro della battaglia. Guardate, signori. Sono in posizione sopraelevata rispetto a noi, ma non c'è storia. Di là. Per ora sembra tutto a posto. Dove vanno? Si danno il cambio? Ma spingiamo tutti più avanti. Vai, 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 ragazzi. Spingere, spingere, spingere. Guardate lo scontro di gente che c'è. Guardate la massa. Che schiaccia, che comprime. Mamma mia. E i primi che si danno battaglia, le prime linee. Dai ragazzi, dai ragazzi. Dai, forza, spingere. Allora, andiamo avanti col tempo. Però devo dire che resistono, eh. Ok, stanno iniziando a cedere, mi sembra. Dai ragazzi. Massacriamoli, forza. Forza.
Questi 109, 89, va bene. Stiamo maciullando i più forti adesso, i più grossi. Comunque spingono, ragazzi. Spingono, continuano a spingere loro. Incredibile. Ma si renderanno conto anche loro che non c'è nulla da fare. Ok. E voilà. Forza, inseguiamoli. Ok, occupiamo l'altra sponda del ponte. Forza. Voi in realtà rimanete a presidiarlo. Non voglio... Sono troppo lente come unità queste. Tutte le altre devono attraversare il ponte. In particolare loro che sono l'unità più veloci che ho. Oh ragazzi, andiamo a raggiungerli a questo punto. Facciamo finire sta battaglia. Attraversiamo e andiamo a vedere dove si sono cacciati. Cerchiamo di riunire le forze. Eccoli, stanno arrivando. Sono ancora tanti, loro. Lancieri, cose. Sono ancora tantini. Allora, aspettiamone un attimo, va. Prima di fare questo. Vediamo se riesco ad attirarli. Cavoli, sono ancora tanti, Ok, allora facciamogli lo scherzetto. Allora, l'idea è, noi arretriamo, le facciamo attraversare il fiume e poi li attacchiamo da dietro con le truppe. Sempre che accettino lo scontro. Allora, questi li portiamo ancora indietro. Eccoli. Ah, solo la cavalleria abbiamo attirato. Abbiamo attirato solo la cavalleria. Ok. Ci rimettiamo in posizione. Ok, l'esercito è stato fatto fuori. E ora parte l'attacco a tenaglia. Erano molto forti comunque, Cioè, sono molto forti come truppe loro. Ok. Andiamo avanti anche dentro i nostri spadaccini. Non so se mettere dentro anche loro, però. No, aspettate. Loro però... No. Teniamoli fuori dal combattimento per ora. Vediamo poi successivamente. Loro che tanto sono abbastanza pieni di vita. Questi qua li mandiamo. Voi per ora state indietro. Che adesso arriva... Facciamo una bella testuggine offensiva. E li spingiamo sul ponte. Un po' più avanti il generale. Guardateli come crolla il morale, ragazzi. Come crolla il morale. Mentre avanziamo su questo ponte. E li falciamo mentre scappano. Guardate, guardate, signori. Guardate. Avanziamo lentamente, ma avanziamo. Continuiamo a falciarli. Non è lontano l'obiettivo. Non è lontano l'obiettivo. Non è lontano. Intanto i primi vanno avanti. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Avanti. Avanti. Forza ragazzi. Spingere, spingere, spingere. Avanzare, avanzare. Avanzare. Forza, forza, forza. La battaglia è vinta, signori. La battaglia è vinta. Suonano i corni. I corni di trionfo, signori. Suonano i corni di trionfo, signori. La battaglia è vinta, signori. Battaglia vinta. Bella, bella. Terminiamo la battaglia.
Schierati 2000, uccisioni 1700. Cioè una, praticamente una coltellata, un morto. Perdite 600. Mi ha perso la cavalleria, ragazzi. È stato stupido. Schierati 3000. Uccisioni 600. Perdite 1700, ragazzi. Abbiamo fatto fuori quasi 2/3 del loro esercito. Però il castrum dopo il ponte era da fare, eh. Attenzione, perdiamo praticamente tutta la cavalleria. Perdiamo tutta la cavalleria. Allora, i prigionieri li uccidiamo perché non si devono più permettere di tentare di attraversare il ponte. Allora, le loro richieste di partecipare alla guerra contro questa fazione, che sono questi qua. Ti dico no. No, non voglio, vi ho creato apposta perché ve lo dovete gestire voi, ragazzi. Ok, bene. Ora visione sul territorio. Come mai? Mi era morto un generale, non mi ricordo, ragazzi. Wow. Wow, 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 il budget se ne va solo per fare questo generale. Mamma mia. Ma in realtà non sono così brutti neanche questi, onestamente. No, sarà lui. Prede soddisfatta. Patrizi cospiratori. Osti cane, prendiamo anche poco di pressione fiscale. Ok. Ok, ok, ok. Allora, loro sono 14. 14 pieni di cavalli. Noi siamo pieni di unità, ma i cavalli non ce li abbiamo. Veramente fastidiosi comunque quei loro. Allora, meno il 3% del mantenimento, qua diventa meno 6, assolutamente. Più 6 al morale in tutte le battaglie di difesa, ottimo. Quindi questi sono ottimi da lasciare sul ponte. Capacità di movimento di campagna, assolutamente. E poi direi ancora questo, mantenimento. Quindi, perfetto, le unità ci costano meno in questo esercito. Cosa facciamo? Reintegriamo le truppe? Direi di sì a questo punto. Fatemi vedere cosa posso reclutare. Mm. Ci starebbe un reclutamento del genere, perché la nostra legione, insomma, non è proprio messa benissimo. E delle persone del Po, dei locali, ci potrebbero servire. Non ho neanche il recupero qua. È vero che se vado qui, ragazzi... Allora, il discorso è, voglio che le prendano loro o che le prendiamo noi? Però, sì, per assaltare questo centro devo per forza però avere... Quanti ne ha? Te ne ha 13. Non posso assaltarlo con queste truppe. Quindi ci spostiamo indietro allora a questo punto. E recuperiamo un po' di truppe. Fatemi vedere, scusate, una cosa. L'altro esercito nostro, ok, è a pieno vita quasi, ok. Bene, allora ci raggiunge in posizione. Anzi, so io cosa fare. Ah no, però, no, 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 niente, non posso fare nulla, no, quelle truppe qua non avrebbero senso tenute qua. Allora, andiamo a prenderci ancora un po' di cavalleria. Ora non avremo più la nostra, va bene. Poi uniamo queste truppe, anzi così, le fondiamo. Qua posso prendermi un altro dei nostri, fatemi vedere, sì. Ok, quindi questa la fondiamo con, beh, con questa di sicuro e con questa. Fatemi vedere quante truppe ho. Non me lo fa vedere. No, ok, sì, 103, 100,
104. Quindi fondiamoli con loro. Ok. Potrei recuperare ancora. Ah, guardate, anche la cavalleria in realtà posso recuperare. No, ok. Allora, così sì. Ah, no, non posso, ok. Poi vabbè, qua c'è un bug, vabbè. Qua c'è un bug. Allora, loro erano picche, proprio picche, picche. Ah sì, dai, facciamone una di picche. Non mi fa impazzire, però va bene. Ancora cavalleria. E... Ah, non me lo prende questo turno, no, allora no. Va bene. La porta del carpentiere. Allora, un utente mi diceva di fare navi dall'attacco a distanza, quelle, se non sbaglio, quelle con gli scorpioni. Perché quelle contro le unità, contro le navi che contengono unità, che sono quelle che ci attaccano maggiormente, sono migliori. Quindi ci potrebbe stare. L'unica cosa è che adesso io devo andare a rompere le scatole a questi. Vediamo cosa, se ci fa fare qualche attacco. Cacchio, qua la Sicilia. No, sono ancora troppo forti. Porca miseria, questo è un problema. C'ho sempre quella cacchio di roba lì che... Allora, qui sono in 13, noi siamo in 14. 14 messi anche maluccio, direi. Ah, prima di tutto ci spingiamo qua per fare pressione. Ci mettiamo in modalità fortifica, anche se non mi ricordo se viene poi mantenuta col discorso dei legionari. Allora, sì, devo andare full stack di legionari per forza. Per forza. Intanto abbiamo fatto una... Scusate, non l'ho vista questa qua. Ricerca completata quale? Ponte di artiglieria, quindi dovrebbe essere qualcosa navale, giusto? Cioè le nostre navi dovrebbero essere più forti. Eccolo qua, ponte di artiglieria. Ok, questo è un po' più sulle navi sempre, però... Questo sui mercenari. Mantenimento delle flotte, non sicuramente tutte le navi. E anche questo non sarebbe male. Qualcosa sugli assedi? Queste resistono un po' di più sotto l'assedio. Mm. Allora, qualcosa a livello economico invece, vediamo. Tipo questa qua da 5 non sarebbe male, così vado a chiudere. Va, oddio, sì, però non è che mi faccia impazzire. Ah, l'agricoltura. No, voglio andare più sul militare ancora. Sì, mercenari. Andiamo su esercitazioni tattiche. Più danno ai proiettili. Quello non è male. Allora, andiamo a fare questo, dai. Che andiamo a prenderci più danno con le navi. Cioè, più danno ai proiettili, scusate, in generale. Qua aspettiamo ad attaccare, perché... qui aspettiamo a creare l'esercito. E qui già un esercitino ce l'abbiamo. Ok, allora cerchiamo di pacificare questa zona, quindi prendere questo e questo il più velocemente possibile. Una volta pacificata questa zona ci spostiamo di qua, ma terremo una sola legione a questo punto. Se mi basta, perché effettivamente non lo so. E poi dobbiamo aiutare qua sotto. Adesso vediamo come va avanti questa... Vediamo come va avanti questa parte qua siciliana.
Va bene ragazzi, allora per me il gameplay finisce qua, ci vediamo alla prossima con la parte siciliana, cioè anzi con il fatto di mandare avanti il turno e vediamo un po' cosa capita. Alla prossima ragazzi.